La presentazione di questo video sul cimitero monumentale di San Michele in Isola ha per noi un grande valore. Cominciamo a guardare questo luogo con gli occhi di una sensibilità civile e di storia collettiva che è molto importante. Gli interventi che la soprintendenza ha fatto negli anni sono interventi architettonici di restauro della chiesa con il comune, ma soprattutto della cappella emiliana che ha impegnato molto i nostri uffici, ma tutto questo ha bisogno di essere guardato con occhi nuovi, con gli occhi di chi riconosce un'identità collettiva in un luogo che è magico, che è poetico, che è dal punto di vista architettonico uno scrigno, come abbiamo detto nella presentazione, e che ha bisogno della collaborazione di tutti, sia per lo studio e la conoscenza, ma anche per la conservazione e il mantenimento dei luoghi. Sempre aderito all'idea che Dio sia tempo, o almeno che lo sia il suo spirito. Veritas ha creduto in questo progetto? Sì, per quanto modesto possa sembrare, lo sforzo di rendere un'ora di materiale documentale girato e ben realizzato dai produttori che siamo noi, ma soprattutto dal regista, è un'opera che testimonia la delicatezza e l'importanza del nostro cimitero monumentale che è San Michele. E, come dicevamo nella giornata di oggi, senza dimenticare che i cimiteri di questa città sono 16, quindi sono un numero molto importante e non sono tutti nuovi, pur non essendo così grandi come quello di Venezia, sono tutti della stessa età. Tutti i giorni la trovo qua, tutti i giorni, a quest'ora. Sembra che aspetta a me. Thank you.